L'apicoltura sta spopolando in questo momento, ma è giusto che le regole vengano rispettate e soprattutto che ci si informi su tutto ciò che riguarda questo meraviglioso settore. In un Veneto che conta più apicoltori di tutte le regioni italiane, oltre 10.000, l'importanza di aggiornarsi e di confrontarsi non solo tra addetti ai lavori ma anche con le nuove generazioni è fondamentale. Uno dei motivi per i quali la festa degli apicoltori riveste ogni anno un'importanza cruciale. All'Odissea di Spresiano l'incontro dedicato alla biodiversità, alla salvaguardia delle api, alle tecniche apistiche, ma anche un modo per ritrovarsi in primis con chi ogni giorno sostiene questo particolare settore. È un aspetto importantissimo nel nostro settore, il volontariato nella diffusione del lavoro delle api e dell'apicoltore è fondamentale. Abbiamo una trentina di tecnici volontari e riusciamo ad organizzare più di un'occasione al giorno di incontro, di informazione e aggiornamento in apicoltura e di promozione appunto del lavoro dell'ape. E poi i bimbi delle scuole del territorio, tanti giovanissimi che hanno partecipato all'evento in molti modi. C'è l'apicoltura intesa come sostentamento e come primario, ma c'è anche l'apicoltura che ha una forte valenza sociologica e da questo punto di vista noi come amministrazione abbiamo voluto coinvolgere anche le classi seconde delle scuole primarie del territorio affinché dipingessero delle arnie e poi queste arnie venissero esposte e riempite anche nel nostro apiario didattico comunale. Il miele prodotto in questo apiario viene venduto e tutto il ricavato viene dato in beneficenza per l'associazione Per Mio Figlio dell'ospedale pediatrico di Treviso. Mio figlio era abbastanza entusiasta, ha raccontato appunto di questa attività che stavano facendo a scuola nei pomeriggi con la classe, poi lui personalmente ha una dote su artistica, quindi tutto quello che è decorazione da questo punto di vista insomma è sempre ben accolta insomma da lui. Io penso che sia sempre un gran bel lavoro che la scuola tramite le associazioni insomma, può fare e coinvolgere bambini, maestre, insegnanti, ma allo stesso tempo anche le famiglie, perché è inevitabile che poi i bambini portano a casa quello che succede, quello che fanno durante le ore scolastiche.